Allora, per noi è una notizia molto importante perché dopo 2 mesi di aspettativa finalmente riaprono la circolazione, che per noi è importantissimo. 12 luglio 2 settembre, la statale 51 riapre al traffico dopo l'imponente frana che si era riversata sulla carreggiata imponendo la chiusura della strada per buona parte dell'estate. Il materiale è stato rimosso da ANAS che ha effettuato tutti i doverosi monitoraggi della stabilità del versante. Residenti e attività economiche tirano un sospiro di sollievo. Questi 2 mesi ovviamente per noi sono stati un po' duri perché evidentemente è bloccato tutto il passaggio, quindi abbiamo dovuto lavorare solo con i clienti che ci raggiungevano, però insomma posso anche dire che effettivamente rispetto a altre situazioni questa volta ANAS si è data veramente da fare, perché tolta la settimana di ferie lì di Ferragosto io ero qui a monitorare e ho visto che i mezzi hanno sempre lavorato e anche in maniera continuativa. Alla riapertura della statale Masutti garantisce che sarà presente anche se lunedì è giorno di chiusura del suo locale. Vuol vedere con i propri occhi l'atteso ritorno alla normalità, auspicato a più riprese anche dal comune. Nel giro di un mese e mezzo l'Alemagna è stata riaperta e questo ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Inoltre è stato fondamentale la liberalizzazione del tratto autostradale Vittorio Veneto Nord Fadalto, i pendolari che mi chiamavano quotidianamente per chiedere notizie, perché abbiamo tantissime persone che vanno a lavorare nell'Alpago e viceversa nel Bellunese, e quindi per tutti loro veramente era difficile continuare con questa chiusura della strada. E poi anche un po' le attività commerciali, quelle poche che sono rimaste in zona, un po' di negatività rispetto a questa chiusura c'è stata. Ma i tempi di ANAS sono stati celeri e questo va riconosciuto, conclude il sindaco. Il lavoro tuttavia non termina qui. Ora si tratta anche di impegnarci per quello che saranno i lavori strutturali definitivi per il tratto interessato, perché il versante della montagna è abbastanza delicato e vediamo che ultimamente tende a franare molto spesso, quindi verranno fatti dei lavori di consolidamento rispetto a delle gallerie e delle barriere paramassi che forse chiuderanno definitivamente questo capitolo di continue chiusure della strada. Nel frattempo la chiusura dell'Alemagna non ha impedito ai tanti che hanno cercato refrigerio al Lago Morto di raggiungere le sponde e rinfrescarsi in acqua, rive affollate come sempre di famiglie e bambini.